E allora siamo in onda dal Palazzetto dello Sport di Cercola, perché c'è stato un blackout prima del fischio di inizio. Praticamente le squadre non scese in campo, c'era l'inno della divisione calcio 5 e improvvisamente è saltato tutto, quindi dobbiamo aspettare un attimo che si ripristina il tutto con le luci. Al momento qualcosa si sta riavviando e le squadre sono ferme in campo per riscaldarsi, ovviamente per cercare di capire quando si può ricominciare. Al momento si è riavviato soltanto un sistema di luci sulle tribune, non vediamo ancora le luci che si stanno riavviando qui al Palazzetto dello Sport di Cercola. Ripetiamo, le squadre non hanno fatto l'ingresso in campo con l'inno della divisione. Non è nemmeno finito, che è saltato tutto. Cerchiamo di capire ovviamente cosa sia accaduto. Intanto è stato riavviato il sistema di illuminazione al Palazzetto dello Sport, però ci vuole il tempo necessario per ripristinare tutto e per poter giocare. Non si può giocare ovviamente senza luce, sono le 18 della sera, e quindi bisogna inevitabilmente aspettare un attimo per poter vivere insieme questa sfida tra Acqua e Sapone e Sandro Abate. E allora noi attendiamo ancora qualche secondo prima che la gara abbia inizio. Gli arbitri ovviamente stanno chiacchierando, sono arrivati anche i commissari di campo, le due squadre stanno approfittando per riscaldarsi ancora in campo e fare esercizi di stretching, ma è ovvio che bisogna ancora aspettare un po' di tempo prima di poter iniziare. Ci sono anche i commissari di campo all'opera, abbiamo visto anche i tecnici del Palazzetto dello Sport di Cercola andare a capire se c'è stato qualche guasto serio all'impianto del Palasport di Cercola. Sta arrivando anche un po' di gente con tante presenze sugli spalti. Io chiedo al collega Gianluca Matucci se mi ricorda un attimo, ecco, così ricordo un attimo che sugli spalti ci sono anche, c'è anche l'East Coast Eagle Futsal Team direttamente dal calcio 5 australiano, che è venuto a seguire questa partita con Nicoletta Sergiano, con Federica Salzano e con il coach Michael Day a seguire ovviamente questa partita. Quindi l'East Coast Eagle Futsal Team direttamente dall'Australia, appartengono alla Eleven Sport Academy, con Nicoletta Sergiano e con Federica Salzano che sono sugli spalti a seguire questa partita. Intanto le luci pian piano si stanno riaccendendo qui al Palazzetto dello Sport di Cercola. Speriamo che non salti più. Noi siamo in diretta sulla pagina Facebook di PMG Sport Futsal per questa quinta giornata del campionato nazionale di Serie A, con gli anticipi che hanno visto la Fedi Eboli vincere 6-1 sul campo del Genoa, con il pareggio tra Petrarca e Signor Prestito 1-1, la vittoria della Camerosson 4-6 sul campo del Latina, la vittoria dei Reali Chieti 7-3 sul campo dell'Arzignano. Con le squadre pronte, allora andiamo in telecronaca. Da una parte i vice campioni d'Italia, dall'altra una matricola con voglia di stupire. A difendere una porta c'è il portiere della nazionale italiana Stefano Mammarella, a difendere l'altra porta c'è il suo vice Francesco Molitierno. È il giorno di Sandro Abate, Avellino, Acqua e Sapone, la partita dei numeri 1, e il numero 1 sarà lo spettacolo che vivremo questa sera al Palacercola, la quinta giornata del campionato nazionale di Serie A. Chi vi parla è Fabio Morra. Un saluto a tutti coloro che ci seguono attraverso smartphone, PC e TV sulla piattaforma di PMG Sport Futsal. Un saluto a
tutti i tifosi dell'Acqua e Sapone, della Sandro Abate Avellino e tutti gli appassionati di futsal sintonizzati. Velocemente le formazioni: Molitiano, Vitiero, De Crescenzo, Testa, Mirante, Dialluca, Abate, Fantesele, Menzeghez, Costigliola, Bebettino, Losuazo, Victor Mello, Abdala e allenatore Ivan Oranges per la Sandro Abate in maglia bianca. Risponde l'Acqua e Sapone con Mammarella, Uenu, Patricelli, Liviero, Murillo, Calderoli, Esulito, Gui, Mambella, Coco Wellington, Avellino, Jonas, Nicolò di William Rocha, allenatore Bellarte a dirigere il match. Il primo arbitro Simone Micciulla di Roma 2, secondo arbitro Riccardo Davidi Bologna. Il crono e Chiara Perona di Biella. La Sandro Abate in maglia bianca agirà da destra verso sinistra di chi ci sta seguendo da casa, ovviamente con il fischio d'inizio affidato all'Acqua e Sapone, che ha battuto in questo momento Esulito in possesso palla con il tocco largo dall'altra parte, con il passaggio di ritorno ancora verso Jonas, poi Murillo che non riesce a tenere il pallone con la sfera che finisce in fallo laterale. Victor Melo, Dialluca, Molitierno, Fantesele e Abate in campo per il quintetto iniziale della Sandro Abate. Risponde Calderolli, Jonas con Esulito, Murillo e ovviamente Stefano Mammarella tra i pali per il quintetto iniziale di Massimiliano Bellarte. Quinta giornata del campionato nazionale di Serie A. La Sandro Abate ci arriva con una sola sconfitta, quella nel derby con la Feldi Eboli, mentre l'Acqua e Sapone soltanto un pareggio, quello iniziale con l'Arzignano. Vittorie sofferte quelle della formazione di Bellarte, ma è una squadra ovviamente di tutto rispetto, sono i vice campioni di Italia, squadra fortissima, una delle candidate ancora una volta alla vittoria finale del campionato, con Esulito in possesso palla, il tunnel con l'imbucata, poi la palla per Jonas, poi ancora indietro per il capitano Murillo, la palla da quest'altra parte per Calderoli, il tocco di ritorno per Murillo, poi ancora Esulito che prova a venire avanti con il mancino. Esulito che ha affrontato l'Acqua e Sapone nella semifinale scudetto quando ha indossato l'anno scorso la maglia del Napoli calcio a 5, protagonista di un gol eccezionale. Adesso riparte da qui, riparte dalla formazione abruzzese con il tiro di Jonas, con la palla che finisce sul fondo e con Molitiano che va a raccogliere il pallone. Un minuto di gioco trascorso in questo primo tempo, 0-0 il punteggio, con un Molitiano sul punto di battere questa rimessa dal fondo in avanti a cercare Victor Mello, tutto solo. Victor Mello poteva far meglio, ha provato a calciare in porta ma un tocco, ritrova il pallone Victor Mello, lo fa invece Dialluca con il destro di prima intenzione e con la palla che viene deviata da Mammarella in calcio d'angolo. La prima occasione è targata a Sandro Abate con Dialluca che va a battere il corner con Victor Mello appostato indietro pronto alla battuta. Eccolo col mancino, il sinistro con Mammarella che si oppone ancora una volta. Il portiere della nazionale riparte, Murillo fermato, ancora Abate può giocare il pallone, lo fa con l'imbucata verso Dialluca, il tocco sotto, il gol di Dialluca per il vantaggio della Sandro Abate, 1-0 dopo 1 minuto 24 secondi di gioco trascorsi. L'imbucata di Abate, il tocco di Dialluca, la toccata anche Stefano Mammarella che nulla ha potuto e passa in vantaggio la Sandro Abate, sbloccato il punteggio qui alla palla cercola con il vantaggio della formazione irpina. Esulito che fa battere subito l'Acqua e Sapone, Murillo, poi Calderoli. Esulito, ancora Murillo, poi Jonas fermato, l'uscita di Molitierno, il tocco corto per Dialluca verso Abate sulla parallela, non riesce però a tenere il pallone in campo, troppo laterale. Esulito, il tunnel di Esulito, poi arriva Victor Melo che gli butta il pallone addosso con la rimessa dal fondo a favore della Sandro Abate. Si ricomincia con Francesco Molitierno, Fantesele, Abate tiene il pallone, ancora Abate tra due avversari, lo gioca bene Abate, adesso deve lasciarlo andare via, arriva Esulito, attenzione Esulito, la palla dentro, si salva in qualche modo la difesa della Sandro Abate con Fantesele che quasi rischiava l'autogol. Poi il tocco in avanti con la sfera che finisce direttamente in fallo laterale, la risposta da parte della formazione di Bellarte con Jonas che prova il destro, anzi la finta, ritorna sul piede mancino, poi il tocco di ritorno non arriva da parte di Calderolli, si fa vedere Esulito sinistro fermato da Abate con la rimessa laterale ancora a favore dell'Acqua e Sapone. Murillo, poi Calderolli, ancora Murillo,
il capitano, fermato da Fantesele. Esulito, Murilo, poi la giocata con l'ostruzione di Gianluca, secondo il direttore di gara, rimasto fermo, era stato superato con il calcio di punizione a favore dell'Acqua e Sapone. E con il cambio entra Avellino sul parquet. Bisogna aspettare il fischio del direttore di gara con Lolo Suazo e Fantesele che vanno a formare la barriera. Sul punto di battuta c'è Murilo. La rincorsa del capitano, dietro di lui c'è Avellino. Vediamo lo schema dei vice campioni d'Italia. Il tocco è per Avellino, il destro con la palla che filtra, poi la ripartenza, attenzione, Victor Mello, esce Mammarella che mette saggiamente il pallone in fallo laterale. Riparte nuovamente la Sandro Abate con Lolo Suazo in vantaggio la formazione irpina grazie a Gianluca dopo 1 minuto e 24 secondi di gioco. Fantesele, il buon lavoro di Fantesele, ancora Fantesele che ubriaca l'avversario. Victor Mello, poi il tocco per Lolo Suazo, il mancino, si salva in qualche modo la difesa dell'Acqua e Sapone che adesso prova a ricominciare. Che giocata di Andrea Fantesele con un dribbling ubriacante che ha lasciato sul posto il suo diretto avversario. E adesso con Murilo che fa ripartire l'Acqua e Sapone. Calderolli, poi ancora il rimpallo con Murilo, dentro la scivolata, la palla resta lì, poi la mette in calcio d'angolo Gianluca. Ancora lo schema con il destro di Coco Wellington che non trova lo specchio della porta, e con la rimessa dal fondo della Sandro Abate entra anche Abdala. Francesco Molitierno, il vice di Mammarella in nazionale. Vediamo chi vincerà questa sfida appassionante tra i due, e ricordiamo anche che la Campania sarà il palcoscenico dell'Italia con il Palasele di Eboli per l'impegno. Attenzione qui con main round con le sfide del team di Mosti contro la Bielorussia, contro l'Inghilterra e contro l'Ungheria a partire dal 24 ottobre, poi lo ricordiamo meglio dopo in telecronaca. Intanto va a prendere un palo clamoroso da posizione impossibile Murilo, non l'ha vista partire Molitierno, stava per essere sorpreso il portiere ex Napoli Calcio 5. Eccolo qua, Francesco Molitierno in avanti dove non c'è nessuno, non c'era un giocatore della Sandro Abate pronto a raccogliere il pallone, e dunque Molitierno è stato costretto a buttare via il pallone. Si ricomincia con la rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Avellino, Wellington, l'anticipo di Victor Mello, poi Gonzalo. Abdala riesce a raccogliere il pallone, ha spazio per calciare, lo fa, Mammarella si oppone con una risposta di piede, poi Lolo Suazo, Abdala, Fantesele dall'altra parte per Lolo Suazo, punta l'avversario, non riesce a superare Coco Wellington con Lolo Suazo che guadagna però la rimessa laterale. 4 minuti e 37 secondi sul crono trascorsi in questo primo tempo, partita che è iniziata con un blackout qui a Cercola dopo l'ingresso delle squadre in campo, poi è ritornata per fortuna l'illuminazione e con qualche minuto di ritardo è cominciata questa sfida valida per la 5ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Intanto è costretto a buttare via il pallone Victor Mello con la rimessa laterale a favore della formazione abruzzese. Il passaggio all'indietro per Avellino, poi ancora Wellington, di nuovo adesso è Wellington con il palleggio. Avellino, prima era Nicolodi che va a prendere il pallone, eccolo qua, il miglior realizzatore fino ad ora del campionato nazionale di Serie A, almeno fino a questa giornata. Con i suoi 7 gol insieme a Dimas, non ho ancora fatto il calcolo ovviamente, bisogna aggiornare la classifica marcatori anche per le gare di ieri. La palla in avanti con Abdala, fermato, poi ancora Abdala,
il destro senza pretese da parte di Gui, la maglia numero 11, e con la rimessa dal fondo per la Sandro Abate. Bonitierno, arriva Abdala, c'è spazio per lui, per Bebetigno, con l'assist troppo profondo, con Mammarella che può controllare il pallone e fa ricominciare l'azione per l'Acqua e Sapone. Wellington, Avellino, Gui, poi Bebetigno, la sua lata, prova la giocata il numero 11 in maglia bianca, poi ancora Wellington dopo l'assist di Mammarella. Victor Mello, Abdala fermato, la rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone indica il direttore di gara, e dunque si ricomincia con Wellington sul punto di battuta, poi ancora Avellino, il passaggio di ritorno perfetto per Wellington, lo spazio con Wellington che affonda dentro dove non arriva Gui, che si era andato a proporre troppo in avanti. E adesso il cambio con Wenu, Abdala, Lolo Suazo, Abdala, Wenu trova il pallone, poi la grande risposta di Moliterno sulla sassata improvvisa da parte dell'Acqua e Sapone. Wellington, era stato Nicolodi a calciare, ancora il numero 21, Avellino, Wenu, Avellino, Wellington, il tunnel, forse la spinta, e così infatti di Wenu ai danni di Victor Mello, e dunque calcio di punizione e primo fallo commesso anche dall'Acqua e Sapone. Abdala, la giocata di Abdala che sbaglia tutto per linee orizzontali rischiando il passaggio. Victor Mello finisce a terra Bebetigno, ma è tutto regolare. Lolo Suazo, attenzione a portare palla lì. Moliterno butta via il pallone direttamente tra le braccia di Mammarella. 7 minuti di gioco trascorsi, 1-0 Sandro Abate. Nicolodi, il pressing di Abdala, la palla dall'altra parte dove c'è Avellino, poi Wenu difende la sfera con il corpo, poi la perde sul pressing di Bebetigno. Lolo Suazo, la sua solita giocata, può puntare l'uomo, è nelle sue corde, ma preferisce il passaggio per linee orizzontali per Abdala, che calcia col mancino un po' scomposto e non trova lo specchio della porta. Mammarella, Wellington, Avellino, esulito, Wenu, Wellington, Avellino, esulito, l'imbucata non riesce, superiorità numerica della Sandro Abate, non sfruttata da Lolo Suazo che sbaglia il passaggio verso Bebetigno. Il tocco all'indietro per Dialloca, ancora Lolo, Bebetigno lascia scorrere il pallone verso Dialloca, punta l'avversario ma Wellington ci mette il piede e guadagna soltanto la rimessa laterale la Sandro Abate, con Murillo che rientra sul parquet. Dialloca, Menzeghez, Lolo Suazo all'indietro per Moliterno, che deve scaricare il pallone, lo fa verso Dialloca, non può passare a Moliterno e allora sceglie la soluzione verso Lolo Suazo. Ancora Dialloca che può affondare qui a sinistra, sceglie invece il passaggio verso Bebetigno. Lolo Suazo arriva a raccogliere il pallone di Dialloca tra le linee e poi sempre tra le linee a cercare Bebetigno, ma è troppo profondo. Mammarella, Avellino, Murillo, poi esulito, ancora Murillo, esulito, viene in avanti Wenu, Avellino, Murillo, Wenu, fermato Lolo Suazo, Murillo, Avellino, Murillo, dentro la testa di Bebetigno, poi Menzeghez, poi Lolo Suazo. Lolo Suazo, la scivolata pulita, attenzione, superiorità numerica dell'Acqua e Sapone con la parata miracolosa di Moliterno, egoista qui Avellino che poteva scaricare la sfera verso Wenu tutto solo, invece ha preferito calciare in porta. Bravo Moliterno a non farsi sorprendere con l'occasionissima da parte dell'Acqua e Sapone di arrivare al pareggio dopo 9 minuti di questo primo tempo. Dialloca, Lolo Suazo, Dialloca,
non c'è intesa, si era portato in avanti Gianluca, il passaggio era arretrato. Murillo, poi ancora il capitano dell'Acqua e Sapone, Avellino, Gui, Murillo, fermato da Fanteselli, il tocco per Gianluca, arriva Menzeghez, ancora Menzeghez che questa volta disorienta splendidamente, attenzione Menzeghez, poi Fanteselli a tu per tu con Mammarella, sbaglia il passaggio a Gianluca che si era portato in avanti, non ha visto il movimento del compagno, Fanteselli lo ha servito in appoggio pensando fosse pronto alla battuta, invece ha sprecato questa occasione la Sandro Abate con il time out chiesto immediatamente da Massimiliano Bellarte, che vede che qualcosa non va per i suoi. Allora io vado a ricordare subito quelli che sono gli impegni della nazionale italiana a partire da giovedì 24 ottobre, quando scenderà in campo alle 20:30 contro la Bielorussia al Palasere di Eboli. Prima ci sarà alle 17 la sfida tra Ungheria e Inghilterra, poi venerdì 25 ottobre alle ore 16 Bielorussia-Ungheria, alle ore 19 Italia-Inghilterra, mentre si chiude domenica 27 ottobre alle ore 19 Ungheria-Italia, alle ore 20:30 Inghilterra-Bielorussia. L'ingresso è gratuito. E ovviamente l'appello è a tutti i tifosi di futsal della Campania e non solo, magari chi si vuole fare una camminata anche fuori regione per sostenere gli azzurri di Alessio Mosti in questo girone di qualificazione al mondiale, quindi tutti a fare il tifo per l'Italia. Al Palasele di Eboli a partire dal 24 ottobre. Il campionato ovviamente avrà 2 settimane di sosta. La prossima settimana, da mercoledì se non erro, arriverà la nazionale italiana a Eboli per svolgere la preparazione e poi quella successiva ci saranno le partite. Si è tornati in campo dunque con Isulite e con la Sandro Abate in vantaggio 1-0 grazie al gol di Gianluca e con il crono che segna 10 minuti di gioco trascorsi in questo primo tempo, in questo momento, con Monitiero che va a raccogliere il pallone con una mosca che gironzola davanti a noi fastidiosamente. Fa ancora un caldo incredibile qui a Napoli, anche a Cercola. Oggi tantissime persone sono andate al mare, giusto per far venire un po' di invidia a qualcuno. Attenzione, la conclusione di Menzeghez deviata, non certamente dagli amici abruzzesi che comunque hanno uno splendido litorale. Bebetigno, la palla dentro con Gianluca che non riesce a deviare. Jonas con Murillo che tocca il pallone e con l'imbucata verso Isulito, capisce tutto Fanteselli che viene in avanti, palla al piede, Fanteselli lo perde, però rischia di innescare la transizione offensiva di Jonas, ma c'è una deviazione, c'è la rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. Entra anche De Crescenzo sul parquet. Jonas, il tocco per Murillo, poi l'anticipo di Gianluca che mette il pallone in fallo laterale con la battuta di Jonas su assist di Calderolli, fuori misura. Molitierno, De Crescenzo prova la soluzione mancina al volo, sarebbe stato un Eurogol da parte del numero 6. Murillo, Jonas, Calderolli, poi ancora Gui, splendido soltanto in prima battuta, ma la seconda circostanza è bravo De Luca a rubargli il pallone, poi Fanteselli viene avanti, la finta di Fanteselli è fermato, la scivolata pulita di Jonas, poi Calderolli, la scivolata per Jonas, in ripartenza c'è Gui che si era smarcato ma viene intercettato il pallone. Menzeghez, Fanteselli, il tocco verso De Crescenzo, poi Gianluca, in avanti l'anticipo di Jonas, ancora il numero 20, prova a trovare lo spazio, invece serve Calderolli, la finta, tutto regolare, no, c'è il fallo, che cos'è? Ammonito per simulazione Calderolli su
questo tocco di Gianluca ha ecceduto nella caduta Calderolli proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che lo ha punito per simulazione. Fantesele, poi Victor Mello, l'unico centrale difensivo di ruolo della Sandro Abate. Poi Mister Anges ovviamente prova ad adattare qualcuno in quella posizione. Calderolli, la finta di Calderolli, poi il destro sul fondo, non c'è deviazione, dunque si ricomincia con la rimessa da parte di Molitierno. Viene a raccogliere il pallone qualcuno? No, anzi sì, Fantesele. Adesso Victor Mello prova la giocata in avanti con Fantesele, forse c'è il tocco con un braccio di Murillo, tutto regolare, ma va a raccogliere ancora il pallone Fantesele. Bravo André. Poi Menzeghez, che invece non riesce a trattenerlo, e con le proteste da parte della panchina della Sandro Abate, con il richiamo verbale del direttore di gara, vediamo, mi affaccio con l'arbitro che va a richiamare qualcuno in panchina, va a dire a tutti quanti: decido io, state buoni. E intanto il crono segna 8 minuti e 13 secondi al termine di questa prima frazione, con la Sandro Abate sempre in vantaggio 1-0 grazie al gol di Gianluca dopo 1 minuto e 24 secondi. Calderolli, poi Avellino, Nicolodi, Jonas, poi ancora la palla in avanti con l'anticipo di Menzeghez su Gaetano Verica, la Sandro Abate. Attenzione, Menzeghez, lo scarico non riesce, la transizione offensiva adesso con l'opportunità di Avellino, la conclusione si oppone con il corpo Francesco Molitier. Rimessa laterale per l'Acqua e Sapone. Jonas si porta il pallone sul destro facendolo scalare leggermente, ma il suo tiro è deviato da Victor Mello. Ancora rimessa laterale per l'Acqua e Sapone. Nicolodi la va a battere a 7:48 al termine della prima frazione. Vediamo se c'è un blocco. No, c'è semplicemente il passaggio all'indietro verso Avellino con la conclusione deviata e con un altro calcio d'angolo a favore dell'Acqua e Sapone, sempre con Nicolodi sul punto di battuta. Il tocco ancora per Avellino, il passaggio di ritorno, Nicolodi, di nuovo Avellino, può calciare col mancino, invece scarica dall'altra parte dove c'è l'iniziativa di Calderoli. Poi Nicolodi, destro fermato da Lolo Suazo, sempre Avellino pronto a raccogliere il pallone all'indietro. Attenzione ancora a Calderoli, vediamo il tocco per Avellino che calcia malissimo con il corpo sotto e con il pallone che finisce ampiamente sopra la porta difesa da Francesco Molitierno. Eccolo qua, la palla in avanti verso Abdala, poi Victor Mello, ancora Lolo Suazo, la giocata verso De Crescenzo, prova a farsi largo, poi il passaggio di ritorno un po', attenzione, qui c'è una gamba alzata di Nicolodi, giusto l'intervento del direttore di gara, non c'è cumulativo ma soltanto calcio di punizione a favore della Sandro Abate con Lolo Suazo. All'indietro verso Molitierno. Molitierno dice di andare in avanti, l'assist è perfetto per Abdala che ha perso l'attimo, poi col destro De Crescenzo, ma c'è il fallo? Sì, c'è il fallo commesso da Abdala, terzo fallo per la Sandro Abate, uno commesso soltanto dall'Acqua e Sapone. Riparte la formazione di Bellarte, Wellington, Rocha, parliamo di William Rocha Bertoni, nipote dei Bertoni. Qui c'è il fallo di De Crescenzo, con la palla è stata giocata velocemente dall'Acqua e Sapone. De Crescenzo è arrivato in ritardo e attenzione adesso alla situazione falli, perché ne diventano 4 nella Sandro Abate a 6:40 dal termine della prima frazione. Bisogna asciugare il parquet. Vediamo lo schema dell'Acqua e Sapone. Calderoli sul punto di battuta lascia, poi arriva il passaggio dentro, era per Calderoli, una finta di battuta, poi Murillo,
Ancora qui diventa un assist il tentativo di De Crescenzo di fermare l'azione, poi ancora De Crescenzo va a lottare Lolo Suazo, l'anticipo di Calderolli con la rimessa laterale guadagnata dalla Sandro Abate. Lolo Suazo, va De Crescenzo a fare il pivot, Abdala, la giocata col tacco, poi Victor Melo può scaricare verso Lolo Suazo, spazio per lui, la finta, il destro deviato, calcio d'angolo. Lolo Suazo, il tocco all'indietro, Victor Melo scarica il mancino completamente fuori misura, un po' troppo veloce il passaggio di Lolo Suazo. Mammarella va a raccogliere il pallone con qualche difficoltà, si è imbrigliato nella rete, si arrabbia pure il portiere della nazionale, giustamente non esce, bisogna cambiare il pallone. Arriva un fotografo a supporto per cercare di capire dove sia finito. Riparte l'acqua e sapone con Wellington, poi la palla è uscita, Victor Mello e lascia il compito alla battuta a Lolo Suazo, attenzione 4 secondi, butta via il pallone Lolo per Abdala che lo tiene con il destro ma non riesce a calciare, a trovare l'impatto con il mancino. Wellington, William Rocha, poi ancora Wellington, Avellino, Wellington, William Rocha, Wellington, Calderolli, in avanti, attenzione Molitierno, ancora Molitierno a servire la testa di Victor Melo che ha trovato la sponda verso De Crescenzo, fuori misura. Rocha fermato dall'anticipo di Victor Mello con la rimessa laterale per l'acqua e sapone. Calderolli, Wellington, il tocco per la deviazione di Abdala sulla conclusione passaggio di Avellino e con il calcio d'angolo guadagnato ancora dall'acqua e sapone. Sempre Avellino dietro pronto a calciare, invece ci prova Calderolli con una delle sue giocate fantastiche, una semi rovesciata, Molitierno c'è, Calderolli, adesso Avellino, il passaggio di ritorno, splendido questa azione volante dell'acqua e sapone. Poi la rimessa laterale a favore della Sandro Abate. Abdala, Lolo Suazo, Rocha, Avellino, la palla dentro, l'uscita di Molitierno. Abdala, fermato Wellington, spazio per lui, Wellington sul primo palo ha provato la giocata piazzata, Wellington non ha trovato invece lo specchio della porta, altra chance per l'acqua e sapone, la seconda in un minuto. Dialluca, Bebetigno, il tocco verso Mammarella, 4:20 sul crono al termine del primo tempo, sempre 1-0 Sandro Abate. Wellington, poi ancora Gui che riesce a liberarsi per la conclusione, non si passa dalle parti di Molitierno. Bebetigno, fermato, non c'è il fallo secondo il direttore di gara, attenzione ancora la giocata con il passaggio di ritorno di Avellino verso Esulito, ha chiesto il fallo ma non è arrivato Esulito, altra chance per l'acqua e sapone dopo l'errore di Bebetigno, si è fatto soffiare il pallone, aveva chiesto il fallo, per l'arbitro è tutto regolare e l'acqua e sapone ha sprecato un'altra clamorosa palla gol con il time out adesso chiesto giustamente da Ivan Oranges dopo un momento di sbandamento dei suoi.
e con il crono che segna 4 minuti al termine di questa prima frazione. Partita molto tattica, partita molto bella comunque, non velocissima, con l'Acqua e Sapone che ovviamente resta molto pericolosa quando ha spazi per offendere. La Sandro Abate ha anche avuto le sue chance per raddoppiare, resta sui binari dell'equilibrio e resta il gol realizzato da Gianluca dopo 1 minuto e 24 secondi di gioco su imbucata del capitano Abate. In questa quinta giornata del campionato nazionale di Serie A, con il blackout iniziale qui a Cercola, come abbiamo raccontato, dopo l'ingresso in campo si è spento tutto, era saltata anche la diretta, poi per fortuna si sono riaccese le luci e si può giocare. Dopo il time out di Ivan Oranges si torna con Francesco Molitierno che va a far ricominciare l'azione. Fantesele, Bebetigno fermato, Esulito, Murilo, poi di nuovo il passaggio di ritorno con la suolata adesso di Gianluca. Fantesele, l'assist col mancino, Gianluca fermato da Wellington. Victor Mello, Fantesele deve scaricare il pallone, altro rischio, se lo fa soffiare Gui, la parata ancora di Molitierno. Quanti errori della Sandro Abate in fase di impostazione, e di nuovo ci deve mettere una pezza Molitierno a sventare la minaccia su quest'altra chance targata a Gui. 3:30 al termine della prima frazione. Esulito, l'assist per Gui, tiene il pallone con un doppio stop, prima col petto e poi con la testa, poi da terra non riesce a controllare, l'ultimo tocco è il suo, e dunque rimessa laterale per la Sandro Abate con Fantesele che va a raccogliere il pallone. Gianluca, arriva il pallone a Bebetigno, no, non gli arriva, rimessa laterale per l'Acqua e Sapone, ancora Murilo, poi Gui la tocca lui, si sono toccati anche con la testa Gui e Fantesele in maniera involontaria, rimasto a terra Fantesele, si tocca anche Gui, ma non dovrebbe essere nulla di grave per entrambi, soltanto una piccola capocciata, con Jonas che rientra sul parquet, con Gui che già sta meglio e con Fantesele che si sta rialzando in questo momento. Vediamo se chiederà il cambio. No, si stringono semplicemente la mano i due, da segno di intesa alla panchina Fantesele, e dunque si torna a giocare. Gianluca, Fantesele, eccolo qua, anticipato però da Murillo, ancora Murillo, la palla per Jonas e ancora Francesco Molitierno che scivola, poi Jonas la posizione defilata all'indietro, non la tiene in campo il capitano dell'Acqua e Sapone e adesso si becca il giallo perché ha allontanato il pallone. Giusto il cartellino giallo e la decisione da parte del direttore di gara, con Bebetigno che fa ricominciare la manovra per la Sandro Abate. Victor Mello, Gianluca, Bebetigno, sbaglia tutto in avanti, con Mammarena che va a raccogliere il pallone e con l'Acqua e Sapone che ricomincia. Murilo, Esulito, Jonas, ancora il tocco per Murilo, poi Fantesele in anticipo e in avanti dove non c'è nessuno. Murilo, Jonas, Murilo, ancora Gui, destro fermato con la palla che ha toccato il tetto del palasport e con l'Acqua e Sapone che va a battere questa rimessa laterale sempre con Esulito. C'è indietro il capitano, arriva l'assist, poi ancora il passaggio tra le linee per Esulito, il destro di Gui con la palla che finisce ampiamente sotto la porta difesa da Francesco Molitierno, che è stato un muro fino a questo momento. Il portiere Sandro Abate, il numero 2 della nazionale. Vediamo chi sarà più bravo tra lui e Mammarella oggi. Gianluca, rischia il palleggio Gianluca,
Adesso il passaggio per Victor Mello che sbaglia tutto. Jonas, poi ancora la palla dentro con Francesco Molitierne che recupera il pallone, lo butta in avanti, l'anticipo di cui Murillo superiorità numerica con la scivolata di Gianluca, poi la parata ancora di Moliterno con il destro di Jonas, con il cumulativo fischiato alla Sandro Abate. Dunque arriva il quinto fallo alla Sandro Abate con l'azione che era proseguita prima e con l'ennesima parata di questa prima frazione di Francesco Molitierne. Gianluca, attenzione adesso anche alla situazione falli, non ne può più commettere la Sandro Abate, altrimenti rischia di mandare al tiro libero l'Acqua e Sapone. Jonas, il tocco per Murillo, poi ancora sta carambola con il colpo di testa di Gianluca e con la palla che finisce in fallo laterale. Rientra Nicolodi in campo. Murillo, poi Gui, Nicolodi, Gui, scivola, poi Victor Mello ci mette la punta del piede. Rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone, ultimi 90 secondi di gioco di questo primo tempo. Jonas, c'è dietro Murillo, eccolo servito. Nicolodi prova a puntare Victor Mello, lo fa, fermato. Ancora il tocco di Jonas di ritorno verso Nicolodi. Murillo, il mancino fermato, ancora Murillo. Si difende la Sandro Abate in questi ultimi secondi del primo tempo, ultimi 70 secondi. L'anticipo di Bebetigno con la palla che finisce in fallo laterale. Nicolodi, Murillo, la giocata di Murillo, attenzione, la palla dentro, fermato da Victor Mello che poi gli butta il pallone addosso. E dunque la Sandro Abate può respirare un secondo con Bebetigno che esce, con l'arbitro che dice Lolo Suazo che deve prima entrare in campo e poi bisogna battere la rimessa laterale. Gianluca pronto alla battuta. Victor Mello, e qui la deviazione col Moliterno che para ancora, incredibile. Francesco Moliterno, non si passa in questo primo tempo dalle parti del numero 1 della Sandro Abate. Altra parata fantastica di Moliterno dopo un altro errore. La Sandro Abate con il destro a botta sicura di Jonas e con il portierone della nazionale che si è opposto alla grande. Ancora Jonas che ha cercato la giocata di Feno, la sfera che è finita sul fondo. Moliterno la va a raccogliere, 52 secondi ancora da giocare prima dell'intervallo. Moliterno in avanti verso Fantesele con la sfera troppo lunga e con la Sandro Abate che adesso soffre un po' l'azione insistente dell'Acqua e Sapone. Nicolodi, Jonas, Nicolodi, destro Moliterno, Gianluca butta via il pallone. Murillo, ancora Gui, la deviazione poi Molitierne. Lolo Suazo, la finta, la giocata, l'ultimo tocco è di Gui. Gianluca fermato, poi Fantesele. Lolo Suazo, Moliterno, deve buttarla via. L'anticipo con Jonas che può calciare, la finta, poi si trascina il pallone in fallo laterale. 15 secondi al termine. Gianluca, Victor Mello, Lolo Suazo,
Fantesele può andare a calciare, la finta, Fantesele il destro deviato, calcio d'angolo, opportunità su palla inattiva della Sandro Abate in questi ultimi 6 secondi con una possibile conclusione di Victor Mello dalla distanza. Vediamo Lolo Suazo, c'è Fantesele al centro e c'è Dialluca invece che riesce a calciare e trova il gol. Dialluca con questa giocata improvvisa, con una deviazione, la palla sporcata, e a 4 secondi alla fine del primo tempo arriva il raddoppio della Sandro Abate. 2-0 per gli Irpini. Una fiammata improvvisa con l'Acqua e Sapone che si è addormentato praticamente, e con il cronometro che adesso arriva a 0, suona la sirena. 2-0 Sandro Abate in chiusura di prima frazione, il raddoppio di Dialluca dopo il vantaggio dello stesso Dialluca dopo 1 minuto e 24 secondi. Noi ci fermiamo per l'intervallo e ci sentiamo per la ripresa. Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo qui dal Palasport di Cercola per la sfida tra Sandro Abate e Acqua e Sapone. Prima frazione che si è conclusa con la Sandro Abate in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta di Dialluca, che ha realizzato il gol in apertura dopo 1 minuto e 24 secondi. Dopo un assist di Abate ha trovato la deviazione vincente con Mammarella che è riuscito a trattenere la sfera. Poi il raddoppio a 4 secondi dalla fine. Azione improvvisa da calcio d'angolo, distratta la difesa dell'Acqua e Sapone, in spaccata Dialluca ha trovato anche in questo caso credo una leggera deviazione con la palla che si è andata a infilare proprio nell'angolino per il 2-0 della Sandro Abate. Primo tempo in cui il migliore in campo è stato sicuramente Francesco Molitierno, che ha detto di no in tantissime circostanze all'Acqua e Sapone, e spesso anche per errori in fase di impostazione della Sandro Abate, qualche errore di leggerezza che ha consentito ai vice campioni d'Italia di andare a calciare in porta, ma Francesco Molitierno si è opposto magnificamente a tutte le chance della team di Massimiliano Bellarti. Sandro Abate che non è stata certamente a guardare quando ha potuto, è stata pericolosa, con Mammarella che si è opposto in qualche situazione in cui è stata gestita male la fase offensiva in superiorità numerica. Resta una partita sicuramente molto bella, equilibrata. Vediamo quale sarà la reazione dell'Acqua e Sapone in questo secondo tempo, con la Sandro Abate che prova a portare a casa un risultato di prestigio, la matricola di questo campionato di Serie A, una matricola terribile, una di quelle che da tanti addetti ai lavori è accreditata come tra le possibili sorprese, come la Sandro Abate, e ovviamente la solita Acqua e Sapone che lotta per il titolo con il Pesaro, le due squadre che sono state date alla vigilia come favorite per lo scudetto, e sicuramente il team di Bellarte sarà in lotta per il tricolore fino alla fine di questo campionato. Ma intanto bisogna tenere la testa sul parquet di Cercola, perché ci prova nuovamente la Sandro Abate con l'assist di Lolo Suazo e con Fantesele che era rimasto 1 metro più indietro e non è riuscito a capire le intenzioni del compagno. Si vanno a spiegare, si vanno a dare la mano i due con questa opportunità per gli Irpini, costretti a giocare qui al Palasport di Cercola. C'è stata anche una presa di posizione da parte del presidente della divisione nazionale Calcio 5 Andrea Montemurro a favore della Sandro Abate, dopo le vicende che in settimana avevano raccontato di un possibile trasferimento della Sandro Abate alla Tensostruttura CONI di Avellino, impianto non proprio adatto al futsal di Serie A, dopo che per mesi si è parlato di una Sandro Abate che potesse giocare al Pala del Mauro, così come era stato anche ipotizzato il giorno della presentazione della squadra irpina, anche con una mezza promessa da parte del sindaco, anche con la Sandro Abate che si era mostrata disponibile. Intanto ancora l'opportunità per Dialluca, scatenato oggi, fermato il momento della battuta, diciamo anche con la Sandro Abate che si era messa a disposizione per i lavori di ristrutturazione, di ampliamento e di messa a norma del Pala del Mauro per poter giocare l'anno prossimo.
tutto rimangiato a quanto pare, e c'è stato l'intervento anche del presidente della divisione nazionale Montemurro, che a sostegno della Sandrabate e anche di tutti quei club che hanno difficoltà a far valere le ragioni del futsal in impianti che spesso il basket considera a mo' di esclusiva, quando sono invece da considerarsi polivalenti. E questa è una battaglia che deve fare tutto il futsal italiano, non solo qui in Campania, e bisogna tenere alte le ragioni del calcio a 5. 2 minuti di gioco trascorsi quasi, con la Sandrabate in vantaggio sempre 2-0 contro l'Acque Sapone, con il campionato che si fermerà per 2 settimane in vista del main round che vedrà protagonista l'Italia qui in Campania al Palasere di Eboli, e tutti a fare il tifo per gli azzurri con ingresso gratuito a partire dal 24 ottobre. Wellington per l'Acque Sapone, la palla per Morelo, con l'Acque Sapone che prova adesso a cingere l'assedio nuovamente la Sandrabate per rientrare in partita. Calderolli, che ha provato una giocata fantastica in semirovesciata, sarebbe venuto giù il palasport su ambo i fronti probabilmente. Intanto ancora Moliterno si oppone con il corpo, niente da fare, non si passa, Moliterno finisce a terra. Dicevamo di una giocata fantastica da parte di Calderoli, avrebbe meritato la standing ovation di tutti i presenti se quella palla fosse terminata in fondo al sacco. E intanto attenzione a Moliterno che è rimasto a terra, speriamo non sia nulla di grave per il portiere della Sandrabate, il numero 2 della nazionale italiana, che nel primo tempo è stato chiamato agli straordinari, come detto, per alcuni interventi prestigiosi, miracolosi, altri che corrispondono ovviamente al suo grande valore. L'ex portiere del Napoli Calcio 5 rischia ancora qui Lolo Suazo, che è costretto a buttare via il pallone, e ovviamente l'Acque Sapone fa la partita. La Sandrabate si difende nella speranza di qualche transizione offensiva immediata per poter mettere in difficoltà con una subita numerica, con un'azione veloce, e per trovare magari la terza rete. Vediamo invece Gui, anche lui ha avuto un paio di chance importanti, eccolo qua, ancora Gui, l'occasione, ed eccolo il gol da parte dell'Acque Sapone con questa iniziativa personale di Gui, che quando va in velocità è davvero imprendibile. Ha fatto una giocata fantastica sulla sinistra e Gui ha trovato lo spazio questa volta con il destro ad incrociare sul palo lontano per la rete dell'Acque Sapone. 2-1 dopo 2 minuti e 40 secondi si riapre la partita qui dalla Palacercola, ma è ovviamente una gara ancora tutta da giocare. Fantesele non la tiene in campo, Esulito va a battere la rimessa laterale, il tocco all'indietro per Avellino, poi ancora Esulito da quest'altra parte per Gui, la finta con il destro, questa volta completamente da dimenticare, finisce in fallo laterale con Fantesele che va a battere. Il tocco per Lolo Suazo, ancora Fantesele, Gianluca, e qui c'è la trattenuta di Esulito, da chiedere scusa a Gianluca. Primo fallo commesso all'Acque Sapone. Il primo tempo la Sandrabate è arrivato a 5 falli a 2 minuti dalla fine, non si è andate ovviamente al tiro libero. Lolo Suazo, Gianluca, Fantesele, ancora Gianluca, Victor Mello, la palla per Fantesele, la tiene in campo Fantesele, poi il tocco ancora per Gianluca, la suonata all'indietro, Fantesele non sbaglia mai André Fantesele. 3-1 per la Sandrabate dopo 3 minuti e 13 secondi, ma ancora una volta la giocata di Gianluca, che ha avuto la pazienza, l'intelligenza di dribblare Mammarella, di aspettare, di giocare la suolata all'indietro per l'accarrente Fantesele, che destro, sinistro la butta sempre dentro in questo periodo. E adesso subito la risposta di Gui, che partita signori, la risposta dell'Acque Sapone, l'assist di Wellington, l'indecisione, l'errore nella chiusura diagonale difensiva, e Gui a 1 metro da Moliterno non perdona. 3-2, subito il gol dell'Acque Sapone, doppietta di Gui. Abdala, Fantesele, Victor Mello in avanti, ancora verso Lolo Suazo, può calciare col sinistro, lo fa, fermato dalla scivolata di Wellington. Altra occasione per la Sandrabate, praticamente Lolo Suazo fa per realizzare il terzo gol in 10 secondi. Fantesele, il tocco all'indietro per Victor Mello. 3-2 il punteggio, al gol di Fantesele ha risposto subito Gui con la sua doppietta. Abdala per Lolo Suazo. 4 minuti di gioco trascorsi in questo secondo tempo fiammante.
Fantesele, Lolo Suazo, Victor Mello, Fantesele, la giocata, il passaggio di ritorno di Abdallah tra le linee è buona, l'intenzione con l'intervento però nell'acqua e sapone che spedisce il pallone in fallo laterale. Abdallah ancora verso André, prova a liberarsi, André lo fa sempre in maniera splendida, va a prendersi il fallo e anche il cartellino giallo di Avellino in ritardo sul funambolico numero 9, la Sandro Abate, che sta avendo un inizio campionato folgorante in Serie A. André Fantesele è rimasto a terra anche Dolorante in questo caso. C'è Victor Mello e c'è Abdallah sul punto di battuta. Vediamo chi ci prova. La rincorsa di Abdallah, Victor Mello può calciare col mancino lì, anche la posizione un po' defilata con il suo sinistro. Cenno di intesa tra lui e Abdallah, vediamo chi parte. È uno schema, Lolo Suazo, il tocco per Victor Mello, ancora Lolo Suazo, non si arriva alla conclusione con la rimessa laterale guadagnata dalla Sandro Abate. Lolo Suazo, Victor Mello, Fantesele, la giocata qui sbaglia però, la palla è uscita, rimessa laterale, poi Esolito, attenzione alla finta di Esolito, il palo colpito da Esolito con l'occasione clamorosa per l'acqua e il sapone di arrivare al pareggio. La giocata di Esolito, 1-2 nello spazio stretto e la conclusione che non aveva lasciato scampo a Molitierno. Acqua e sapone che sembra più cinica in questa ripresa, ha fallito però adesso il gol del pareggio. Lolo Suazo, la ripartenza, esce Mammarella in anticipo con il rimpallo e con la stretta di mano, il 5 battuto a Fantesele per questo intervento. Abdallah, Lolo Suazo, Victor Mello, Abdallah, la giocata splendida di Abdallah, la palla per Lolo Suazo in avanti, troppo, era il numero 5 della Sandro Abate che lascia il campo per dare spazio a Menzeghez. Murillo, Esolito, poi Avellino, ancora Esolito, Jonas, Esolito, Jonas, con un paio di occasioni clamorose nel primo tempo, poi imboccata di Avellino con la deviazione di Menzeghez e con la rimessa laterale a favore dell'Acqua e Sapone. 5 minuti e 4 secondi di gioco trascorsi, 3-2 il punteggio, botta e risposta dopo il gol di Goi, quello di Fantesele, ancora quello di Goi. Mammarella, Avellino, Jonas, Avellino, ancora il numero 20, poi Murillo. Esolito questa volta perde il controllo del pallone, Victor Mello, Fantesele chiuso da due giocatori dell'Acqua e Sapone, Esolito e Murillo. La rimessa laterale per la Sandro Abate. Victor Mello, poi Menzeghez, ancora Victor Mello, il tocco corto per Fantesele, prova lo scavetto in avanti verso Victor Mello, trova il tocco di Esolito e dunque ancora rimessa laterale per la Sandro Abate. Intanto rientra Coco Wellington. Abdallah in avanti, l'anticipo di Avellino, Wellington, l'uscita di Molitierno su questa rovesciata, la terra quasi di Jonas. Murillo, Avellino, Wellington, Jonas, lo spazio per calciare, lo fa ma sbagliando, la mira. Molitierno, Menzeghez, la giocata di Menzeghez, ha fatto tutto benissimo ma si è trascinato il pallone in fallo laterale. C'è Avellino alla battuta, Murillo, Jonas,
poi Avellino, dentro il passaggio di Murillo verso Avellino, si dispera dando l'ok al compagno ma troppo lungo. L'assist del capitano dell'Acqua e Sapone, Molitierno. Attenzione ai 4 secondi, ha rischiato Molitierno quasi di cadere nella trappola dei 4 secondi. I cambi di Bellarte, rientra Gui, l'autore della doppietta, che tiene in vita l'Acqua e Sapone in questa ripresa. Wellington, Murillo, Gui col tacco, fermato Menzeghez che ha buttato via il pallone in fallo laterale. Jonas, Murillo, sbaglia qui il capitano, l'assist verso Wellington, può approfittare la Sandro Abate per ricominciare l'azione. Gianluca, Abdala che lascia scorrere il pallone, lo lascia sfilare ma Menzeghez era dall'altra parte. Jonas, Murillo, ancora la parata qui di Molitierno, ha rischiato, sta presa a terra. È andato quasi a ripetere il movimento Molitierno tra i tali per come l'ha presa. Menzeghez, eccolo qui, Francesco Molitierno. Il tocco per Menzeghez, errato questa volta. Arriva l'Acqua e Sapone con un treno in avanti nella fase offensiva ma sbaglia tutto. E la rimessa è per la Sandro Abate con il parquet che va asciugato, l'ha indicato Lolo Suazo dalla panchina che si scivolava. 12:49 sul crono al termine della partita. Io vado a ricordare ancora una volta l'impegno della nazionale italiana qui in Campania al Palasere di Eboli per questa grande sfida, il main round, triplice sfida a partire dal 24 ottobre con la Bielorussia, poi il giovedì, il venerdì con l'Inghilterra, la domenica con l'Ungheria, sempre a ingresso libero. Il programma su tutti ovviamente gli account ufficiali della divisione calcio 5, nazionale italiana futsal, per trovare date e orari di queste sfide da vivere insieme per riempire il Palasere e fare il tifo per gli azzurri. La suolata quindi Jonas può ripartire, attenzione, la Sandro Abate deve scaricare, lo fa, Abdala alto sull'assist di Menzeghez. L'occasione, come detto, una transizione improvvisa offensiva da parte della Sandro Abate, che deve approfittare di queste situazioni se vuole essere pericoloso in avanti, con l'Acqua e Sapone ovviamente che sta facendo il match e con il parquet che va asciugato. Lo vediamo anche noi, la nostra postazione, c'è una strisciata a terra per una caduta pericolosissima in quella zona del campo. E come da tradizione bisogna aspettare qualche secondo per asciugare il parquet e per tornare a giocare questo secondo tempo, questi ultimi 12 minuti 33 secondi di spettacolo e di passione per seguire insieme ancora questa bella sfida tra Sandro Abate ed Acqua e Sapone. 3-2 il punteggio, 2 i falli commessi dall'Acqua e Sapone in questa ripresa, 0 dalla Sandro Abate, che va a battere la rimessa laterale con Abdala, che prima ha avuto la chance del poker fallita su assist di Menzeghez, che adesso controlla il pallone tra le linee, va a prendersi soltanto la rimessa laterale, anzi no, è di Jonas per l'Acqua e Sapone, poi sbaglia tutto Wellington, ancora Menzeghez, può ricominciare la manovra, c'è Abdala che riceve il pallone, la finta, Abdala può scaricare Menzeghez col tacco, non riesce a coordinarsi per calciare in porta. Mammarella, Jonas, quanto è bello il futsal quando sale di intensità. Gui, la finta, poi ancora Gui, il destro sul fondo. C'è deviazione? Sì, è calcio d'angolo, attenzione, no, che cos'è? Bebettino che va a protestare con l'arbitro, va a dire qualcosa all'arbitro, di dire fatti capire.
per stabilire di chi è. Wellington la prende Mammarella, la lascia scorrere, la controlla e poi il portiere nazionale fa ricominciare l'azione per l'acqua e sapone, ancora con Wellington. Avellino, imbucata per Gui, diventa un assist per Wellington, la scivolata di Menzeghez. Ancora le proteste della panchina, anzi no, Ivan Oranges che ti diceva a Bebetegui di andare a contrastare Gui. Riparte Abdala, fermato, c'è il fallo, forse ancora giallo per Wellington, è così. Wellington va in panchina, il secondo arbitro andrà a dire al primo: guarda che devi ammonire Wellington perché sta scappando. 11:29 sul crono al termine della partita, è rimasto a terra Abdala. Sarà calcio di punizione per la Sandro Abate. Con Dialluca sul punto di battuta, con Abdala costretto a uscire, botta sul fianco. Rientra anche Andrei Fantesele. Dialluca, la lunga rincorsa, vediamo se prova il tiro. Dialluca, il destro sul fondo, ha trovato anche quasi lo specchio Dialluca. In questa conclusione, visto che la sua giornata, ha detto quasi quasi ci provo anche da qui. Molitierno, Dialluca, Bebetigno, Menzeghez, fermato, ma la riprende, ha commesso fallo. Menzeghez, ammonito Menzeghez. Mentre Mammarella si sta rimettendo la scarpa e quindi Calderoli ha detto a Avellino aspetta un attimo, e Menzeghez nel frattempo ha chiesto spiegazioni al direttore di gara per l'ammonizione, il signor Micciulla di Roma 2, primo arbitro sotto la nostra postazione, mentre il secondo è Davidi Bologna, crono Chiara Perona di Biella. La finta di Gui che calcia col mancino, Molitierno c'è. Molitierno butta via il pallone perché non c'è nessuno pronto a raccoglierlo. No, è l'acqua e sapone che restituisce il pallone, Molitierno l'ha fatto apposta a dare via il pallone, non ci siamo accorti della situazione, forse c'era un giocatore che è rimasto un attimo in sofferenza dell'acqua e sapone. E i vice campioni d'Italia restituiscono correttamente il pallone alla Sandro Abate. Ultimi 11 minuti di partita, sempre 3-2 il punteggio qui al Palacercola in questa quinta giornata del campionato nazionale di Serie A, con la Sandro Abate che prova a fare il colpaccio e a portare a casa 3 punti preziosi prima della doppia sosta per la nazionale italiana. Calderolli, Avellino, ancora Avellino, Nicolodi, Avellino, Calderolli, Avellino, poi Andrei Fantesele, Bebetigno, perde il pallone Gui, ripiega Menzeghez, calcia Gui ma non trova lo specchio. Molitierno, bisogna recuperare il pallone da dietro, eccolo qua, è arrivato Molitierno. Bebetigno, Dialluca, André, Bebetigno, André la tiene in campo, André ha giocato ancora di Fantesele, questa volta è uscita. Calderolli, Gui, ancora la giocata di Gui, la prende Molitierno con la mano di richiamo, poi la palla finisce sul palo. Che occasione ancora per l'acqua e sapone, che parata ancora di Francesco Molitierno.
Avellino, Nicolodi, Calderolli, ancora Calderolli, Nicolodi, Avellino. Questa volta non c'è intesa con la palla in avanti verso cui che esce e lascia il posto a Wellington. Molitierno, Lolo Suazo, la giocata rischiosa, poi Bebetigno la tiene Andrea, ancora Bebetigno, lo spazio per Dialluca a sinistra. Dialluca può calciare, lo fa col destro, fermato dalla scivolata di Nicolodi, che ricomincia l'azione per l'acquisapole. Avellino, la giocata all'indietro con lo Suazo che la tiene in campo, superiorità numerica, c'è Bebetigno, lo Suazo prova a far tutto da solo, calcia col mancino, non riesce il giro, la palla finisce sul fondo, c'è una deviazione e calcio d'angolo. Lolo Suazo dentro, deviato, poi riparte ancora l'acquisapone con Wellington, destro, anzi no, l'uscita in presa bassa di Francesco Molitierno sull'arrivo di un giocatore dell'acquisapone che è finito a terra. Era Avellino. La palla è stata buttata in fallo laterale, credo. Sì, è così, con Murillo che la restituisce sicuramente in maniera corretta alla Sandro Abate, quando il crono dice che mancano 9 minuti e 20 secondi al termine della partita. 7-3-2 il punteggio, 3 i falli commessi nell'acquisapone in questa ripresa, 1 dalla Sandro Abate. Riparte Dialluca, Lolo Suazo, Dialluca sbaglia la palla, però arriva tra le braccia di Molitierno. Andrei Fantesele, la giocata, il passaggio di ritorno con André che finisce a terra, il fallo, attenzione, ammonito, ed è il secondo giallo per Calderolli, espulso dunque quando mancano 9 minuti alla fine della partita. L'espulsione di Calderolli, doppia ammonizione per lui. Superiorità numerica per la Sandro Abate per 2 minuti, a meno che non arrivi un gol prima per i ragazzi di Ivan Oranges. Calderolli non ha nemmeno protestato, ha capito subito di essere in errore e ha lasciato il campo con il secondo cartellino giallo rimediato e con il calcio di punizione a favore della Sandro Abate, che adesso, come detto, può sfruttare 2 minuti di superiorità numerica a 9-0-3 dal termine della partita. Dialluca, la rincorsa di Victor Mello, il tocco per Lolo Suazo e poi diventa quasi un assist per Bebetigno, anche se ha sbagliato la conclusione. Riparte l'acquisapone, Mammarella, Jonas ovviamente tenta di tenere il pallone quanto più possibile, ha ammonito Victor Mello, ha preso il pallone con le mani. Bisogna aspettare il fischio, dice l'arbitro, l'ha ammonito. Guadagna il massimo in questo momento l'acquisapone con l'ammonizione per Victor Mello e con il crono che si ferma e con la possibilità di poter palleggiare qualche secondo. Jonas, Murillo, Mammarella, Murillo, Jonas, ovviamente prova a tenere il pallone come detto il più possibile. Murillo, che giocata con Dialluca che la recupera. Victor Mello, la palla per Dialluca, Bebetigno, tutto solo Bebetigno addosso a Mammarella. Victor Mello la tiene col petto. Dialluca, poi Victor Mello ancora col mancino sul fondo
esce Bebetigno, entra Fantesini. Ovviamente a trazione offensiva ancora la Sandrabate per quest'ultimo minuto di gioco in superiorità numerica. Esattamente sono 1 minuto e 16 secondi ancora. Jonas butta via il pallone giustamente sul pressing della Sandrabate. Lolo Suazo, Victor Mello, Gianluca, André, poi Victor Mello, Gianluca tra le linee, deviata la conclusione? No, sul fondo. Mammarella, entra Avellino a difendere, Murillo in avanti, attenzione l'uscita di Moliterno, attenzione, rosso per Moliterno, incredibile, rosso per Moliterno diretto, rosso per Moliterno diretto, per l'arbitro è chiara occasione da gol. Rosso diretto per Moliterno, cambia tutto in questa partita con Moliterno espulso, rosso diretto per questa uscita su Murillo. E allora debutto in Serie A per Raffaele Vitiello. Si ristabilisce anche la parità numerica con la Sandrabate che dovrà giocare ancora credo una cinquantina di secondi, 4 contro 4, dopodiché sarà l'Acqua e Sapone ad avere la superiorità numerica per l'altro minuto e più. Wellington, la suolata di Jonas con la palla che finisce in fallo laterale. Fantesini, attenzione al crono ovviamente perché è cambiato tutto nello spazio di 1 minuto. Qui Fantesini col mancino, che cosa ha preso Mammarella? Non l'ha presa Mammarella perché ha calciato sul fondo. Bisogna asciugare il parquet. È successo davvero di tutto in 1 minuto. L'espulsione di Calderoli, la superiorità numerica per la Sandrabate, l'ha avuta per 1 minuto, non è riuscito a segnare, la ripartenza di Murillo, l'uscita di Moliterno che è andata a franare addosso a Murillo. Per l'arbitro era chiara occasione da gol per la formazione di Bellarte, dunque espulsione diretta da parte di Moliterno. E adesso occhio al crono perché tra poco l'Acqua e Sapone avrà la superiorità numerica. Nicolodi, per ora siamo 4 contro 4. Avellino, Jonas col sinistro, la parata di Vitiello, ovviamente emozionato Vitiello, per lui proiettato in Serie A contro i vice campioni d'Italia a 7 minuti dalla fine. Il portiere della Sandrabate, nato l'11 ottobre del 90, Raffaele Vitiello. Jonas, attenzione, la deviazione, intanto come detto adesso è superiorità numerica da parte dell'Acqua e Sapone. L'errore di Gianluca, può andare via ma Murillo gli soffia il pallone, attenzione, l'opportunità, Jonas, il gol arriva da parte dell'Acqua e Sapone.
il 3-3 a 6:42 dalla fine. Pareggia l'Acqua e il Sapone, si ristabilisce la parità numerica con 5 contro 5 in campo. Come detto, è stato un momento davvero di grande caos dopo l'espulsione di Calderolli, quella di Moliterno. La Sandro Abate che ha avuto un minuto di superiorità numerica, poi per un minuto si è giocato 4 contro 4 dopo l'espulsione di Moliterno, e poi per un minuto avrebbe avuto la superiorità numerica l'Acqua e Sapone, che ha sfruttato la sua chance e con Jonas è pervenuto al pareggio. Quindi ristabilita la parità, 3-3, 6:20 da giocare, tutto da rifare da parte ovviamente della Sandro Abate, partita rimessa in piedi da parte dell'Acqua e Sapone, e noi andiamo a vivere questi ultimi 6 minuti per capire chi delle due riuscirà a spuntarla. È parità anche nel numero dei falli in questo momento, 4-4. C'è da capire ovviamente sull'espulsione di Moliterno quanto gli arbitri siano stati, diciamo, inflessibili, da capire alla Moviola. Poi se era da rosso diretto o meno non ci sentiamo ovviamente di esprimere mai un giudizio, non abbiamo la possibilità di vedere il replay, quindi magari lo stabiliamo quando andiamo a vedere poi gli highlights. Intanto Nicolodi prova il destro alto sulla traversa. Lolo Suazo, Fantesele, Lolo Suazo, Victor Mello, Andrei Fantesele, il destro, Mammarella, c'è Jonas, riparte. La spinta di Fantesele, si becca il giallo pure lui, inevitabile da parte del direttore di gara, così gli dice, guardandolo, che ci posso fare, l'ha buttato via. Altro cartellino giallo, perso il conto degli ammoniti. Intanto è ancora il direttore di gara che va a dire qualcosa alla panchina della Sandro Abate. In questi ultimi 5 minuti e 43 secondi al termine. Murillo sul punto di battuta. Jonas, destro fermato. Wellington, poi Murillo, Jonas, Fantesele, Vitiello, butta via il pallone, Murillo, la palla per Jonas, ancora Jonas, la parata di Vitiello, poi Victor Mello, anzi Lolo Suazo, la spedisce in calcio d'angolo. 5 minuti 17 secondi al termine della partita, 3-3 il punteggio. La Sandro Abate intanto è arrivata a 5 falli. Murillo al volo col mancino, ancora rimessa trale a favore della formazione vice campione d'Italia. Murillo, Jonas non la tiene, la rimessa trale questa volta è per la Sandro Abate. Fantesele, Abdala la tiene, ancora Abdala, Lolo Suazo, Victor Mello,
Fantesele, il tacco verso Victor Mello, poi l'anticipo di testa di Fantesele. Lolo Suazo in avanti verso Victor Mello, la tiene poi da quest'altra parte per il destro al volo di Abdala. Chiudete tutto e andiamo a casa, chiudete tutto e andiamo a casa. Che cosa ha combinato Gonzalo Abdala? Il destro al volo sotto la traversa, la rete magnifica di Gonzalo Abdala, un gol incredibile per il giocatore con la maglia numero 15. 4:45 al termine della partita. Gonzalo Abdala si è inventato una giocata al volo fantastica sotto la traversa, non la prende nessuno, nemmeno il numero 1 della nazionale italiana, nemmeno il portiere più forte al mondo che risponde al nome di Stefano Mammarella. Un gol fantastico, un gol pazzesco sull'assist di Victor Mello. Sandro Abate di nuovo in vantaggio 4-3 con questa rete che sicuramente sarà una delle reti più belle del campionato di Serie A per la giocata al volo di Gonzalo Abdala, per una partita bellissima e soprattutto dai 1000 imprevisti in questo secondo tempo, con la doppia espulsione prima di Calderolli poi del portiere Molitierno, con quei 2 minuti di superiorità numerica un po' da una parte e un po' dall'altra che hanno consentito poi all'Acqua e Sapone di pareggiare con Jonas. E adesso questo gol fantastico di Gonzalo Abdala che riporta in avanti la Sandro Abate, e ci andiamo a vivere questi ultimi 4 minuti e 45 secondi di futsal con grande emozione, con grande intensità, con grande passione per questo sport che non finisce mai di regalare emozioni, e con Bellarte che rischia subito. Avellino power play, portiere di movimento, quinto uomo, chiamatelo come volete. 4:45 al termine della partita. Jonas per Murillo, Wellington, Avellino, Wellington, ancora Jonas, la palla per Wellington, Murillo, Wellington, la tiene a Zinò, un po' di sofferenza nel palleggio adesso per l'Acqua e Sapone. Nicolodi, Wellington, l'imbucata, poi ancora il passaggio di ritorno con la difesa della Sandro Abate estremo, si buttano 3 a terra a fermare questa opportunità per l'Acqua e Sapone, che ovviamente spinge, cinge d'assedio la Sandro Abate. 4 minuti al termine, andiamo a scandire sempre il cronometro. Murillo dentro, anzi da quest'altra parte dove c'è Jonas, poi Wellington, ancora Murillo, Jonas la porta in avanti ma non la tiene neanche Dialluca, con la rimessa tra di nuovo per l'Acqua e Sapone. Avellino, Wellington, ancora Avellino, il passaggio di ritorno, Murillo, Nicolodi, Wellington, anzi Murillo, Nicolodi, Murillo, Wellington, Jonas, poi la parata di Vitiello che gli si ritrova il pallone, lo butta in avanti verso Andrea. 3:23 al termine. Restate tutti incollati sui vostri smartphone, sui vostri PC per vivere insieme questi ultimi 3 minuti e 18 secondi di partita. Murillo, Jonas, Avellino, Jonas, Murillo, ancora la palla giocata da Victor Mello in avanti, ma c'è Wellington, Nicolodi, Wellington, Murillo, la finta, Jonas la tiene in campo, ancora la suolata a giocare il pallone, Nicolodi, Jonas, Wellington, Jonas, Murillo, la palla dentro, poi ancora Nicolodi, Murillo, Wellington, prova a calciare, anzi no, la finta, ancora la palla per la conclusione di Nicolodi sull'esterno della rete, rientra Mammarella, riesce Avellino per il possesso a favore della Sandro Abate. 2 minuti e 34 secondi al termine. Victor Mello da quest'altra parte per Dialluca, il pressing
dell'Acqua e Sapone, con Gianluca che butta via il pallone, giustamente, con mister Oranges che dice ai suoi di stare su, poi ritorno giù e rientra Avellino al posto di Mammarella. Wellington, Avellino, il gol di Avellino che trova la giocata improvvisa, niente da fare. Avellino, la grande giocata di Avellino che si è girato improvvisamente e ha trovato l'angolo, niente da fare per Raffaele Vitiello. Il gol del pareggio dell'Acqua e Sapone, 2 minuti e 14 al termine di questa partita. Bebetigno, Fantesele, tutto regolare, riparte Jonas, attenzione all'Acqua e Sapone che prova con Jonas, fermato Vitiello. Bebetigno, Fantesele, fermato anche lui, ultimo tocco il suo, sì. Avellino rischia ancora il portiere di movimento Bellarte per vincere la partita. Wellington, Avellino che ha chiesto ai suoi pazienza e calma in fase di palleggio. Wellington, Jonas, ancora Wellington, Avellino, il destro di Avellino che trova la giocata all'incrocio dei pali, niente da fare per Vitiello, il vantaggio dell'Acqua e Sapone a 1,33 dalla fine. Avellino è lui il man of the match in questo momento dell'Acqua e Sapone. Il time out chiesto dal tecnico Ivan Oranges. Avellino ha trovato la grande giocata all'incrocio dei pali dopo aver piazzato il destro da portiere di movimento, da power play, e aver beffato Vitiello nell'angolo. Questa volta ha trovato il gran destro all'incrocio dei pali, niente da fare per Vitiello, sorpasso Acqua e Sapone nello spazio di 30 secondi, l'1-2 micidiale il team di Bellarte che si riporta avanti 5-4 a 1,33 dalla fine, e ovviamente adesso sarà la Sandro Abate a rischiare probabilmente il portiere di movimento. È Victor Mello che indossa la maglia da quinto uomo, e adesso è la Sandro Abate che deve rimettere in piedi la partita per la prima volta a 1,33 dalla fine, con il vantaggio di Avellino e con Mammarella che ovviamente adesso è tra i pali. Vediamo se la Sandro Abate avrà la forza, avrà la capacità di trovare il pareggio, con Victor Mello in possesso e con l'Acqua e Sapone che si difende. Il rimpallo ancora con il gol di Gianluca, che partita! 5-5, la pareggio di Gianluca, tripletta per lui, non finisce mai questa sfida a Cercola, non finisce mai. 5-5 Gianluca, il rimpallo l'ha favorito, è riuscito a trovare la deviazione sotto misura al gol di Avellino, ha risposto Gianluca. 1-21 al termine, divertiamoci ancora. Rientra Avellino a fare il portiere di movimento. Tutto può accadere nel futsal. Vediamo se una delle due avrà la forza di portarla a casa questa incredibile sfida. Wellington, il tocco per Avellino, ancora Wellington, Morilo, Wellington, la palla dentro, l'imbucata con Jonas che trova ancora la giocata vincente con il destro piazzato, palo gol. Jonas non sbaglia, nuovo vantaggio dell'Acqua e Sapone a 1 minuto dalla fine, 6-5 per l'Acqua e Sapone. È incredibile quello che sta accadendo a Cercola, una partita infinita. Jonas ha trovato il destro, palo gol, rientra Victor Mello. Ultimo giro di lancette, 5-6 il punteggio. Menzeghez, Victor Mello, Fantesele, Gianluca, Fantesele, Lolo Suazo, Victor Mello, ancora André,
la finta di Andrei, il sinistro, traversa di Andrei Fantesele, l'ha toccata qualcuno. Andrei, 42 secondi, Gianluca, Andrei Fantesele, Gianluca, ancora Andrei Fantesele, 35 secondi, Menzeghez, Andrei Fantesele, Menzeghez, Victor Mello, un passaggio splendido là dove doveva mandarla. E intanto resta in campo Victor Mello, giustamente a 27 secondi dalla fine ha detto alla panchina: resto io in porta, perché bisogna rischiare il tutto per tutto ormai per la Sandro Abate, per provare a impattarla, dopo che col portiere di movimento l'Acqua e Sapone ha trovato il vantaggio. La Sandro Abate l'aveva ripareggiata con Gianluca e poi Jonas aveva ritrovato il gol, ma adesso ultima chance forse per la Sandro Abate, 22 secondi alla fine. Lolo Suazo, Andrei Fantesele che ha colpito la traversa qualche istante fa, Gianluca, Victor Mello, ancora Lolo Suazo, Andrei Fantesele, 13 secondi, Andrei, Victor Mello, Andrei Fantesele, la palla per Gianluca, deviato, 5 secondi alla fine, Victor Mello, la palla per Gianluca, deve calciare, lo fa sul fondo e finisce qui la partita con la palla che è finita sul fondo e con ormai 5 centesimi da giocare butta via il pallone Mammarella, vince l'Acqua e Sapone 6-5, una partita incredibile qui al Palazzetto dello Sport di Cercola, una partita che porta a casa l'Acqua e Sapone con il merito di aver rischiato il potere movimento alla fine, ma davvero il merito va anche alla Sandro Abate, che ha dovuto rinunciare al suo portiere titolare Francesco Molitiano per espulsione. Ovviamente Vitiello ha fatto tutto il possibile, proiettato in una realtà come quella del palcoscenico di Serie A contro i vice campioni d'Italia, con l'Acqua e Sapone che ha gestito alla grande il quinto uomo e ha portato a casa il risultato. La Sandro Abate avrebbe probabilmente meritato il pareggio, ma onore al merito ai ragazzi di Ivan Oranges, come onore va e merito va ai ragazzi di Massimiliano Bellarte. Da Fabio Morra è tutto, non prima di ricordarvi ovviamente, dopo la doppia sosta del campionato nazionale di Serie A, l'appuntamento è al Palasere di Eboli per l'impegno della nazionale italiana per fare il tifo per gli azzurri di Alessio Musti a partire dal 24 ottobre. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sulla pagina Facebook di PMG Sport Futsal.